La Cina sta comprando Venezia! E vai! E adesso ne parleremo. Allora, buongiorno e bentrovati a tutti. Dunque, è mercoledì 6 gennaio, ci sono tante cose di cui parlare. Il tema degli anticorpi, ma abbiamo discusso ieri nella conferenza stampa di Zaia con la dottoressa Russo, molte cose emerse ieri sera nel corso di Ring, i vaccini a che punto siamo, Gallera viene sostituito dalla Moratti, probabilmente in Lombardia dopo la sua frase infelice, lo stato di emergenza che verrà prorogato, gli effetti collaterali del vaccino, c'è un'indagine di farmacovigilanza e dopo vi diamo i numeri anche che cosa è successo. Il medico eroe, adesso c'è un'indagine per quello che lui ha detto a Campo San Piero, allora è vero che tengono le persone 3-4 giorni in pronto soccorso, Zaia manda gli ispettori. L'indagine sulla Cina, al di là del fatto che la Cina sta comprando Venezia, c'è un'indagine della Guardia di Finanza con le antenne ritte, speriamo che facciano un gran lavoro. Recovery aumentano le quote anche per la sanità e poi c'è tutto il macello di questo mercato del pesce, delle crisi di governo, offrono ministri, Conte, Renzi rifiuta, insomma un po' tutto quello che è lo scenario di questo mercato del pesce, ma soprattutto c'è il caos delle scuole e adesso vi spiegheremo perché dopo la novità della giornata di ieri. Buongiorno a Matteo e Racar, dovrei riuscire a vedere in qualche maniera i commenti oggi. Allora, cominciamo proprio dal fronte della scuola, perché voi sapete che cosa è cambiato rispetto a tutto quello che è accaduto fino a ieri con la decisione della Regione Veneto. Se c'è un contagiato in classe, tutti a casa per 10 giorni, cioè non si aspetta il secondo, non si fa il tampone di massa, no, tutti a casa. Nel momento in cui c'è un contagio, tutti a casa in isolamento fiduciario per 10 giorni. Qua si apre un mondo ed è un caos totale. Ieri sera ha detto molto bene a Ring Marco Bonet del Corriere del Veneto e oggi lo racconta sui giornali lui come i suoi colleghi, del caos che si va a generare, perché già sappiamo della condizione di forte difficoltà per le famiglie, parliamo ovviamente dei bambini più piccoli, non delle superiori che sono a casa, e oggi i titoli di apertura dei giornali sono proprio sul caos delle regioni che vanno da sole. Ciao Pasqualina, buongiorno anche a te, e del fatto che 8 regioni non riapriranno comunque lunedì, quindi hanno seguito Veneto e Friuli Venezia Giulia. Bene, si aggiunge questo dato, quindi per le classi minori, quelle che sono a scuola, quelle dove si dovesse mai registrare un contagio, subito tutta a casa la classe per 10 giorni, isolamento fiduciario. Quindi A, come gestire questi ragazzini che sono a casa, B, quindi cosa faranno i genitori, come faranno se hanno un lavoro, sono fortunati, continuano a lavorare in questo periodo, B, C, cosa succede nel momento in cui un genitore è costretto appunto a stare a casa. Stupenda la puntata di Ring ieri sera, grazie Elisabetta, mi fa molto piacere anche perché tantissimi hanno apprezzato che fossimo solo giornalisti a parlare ieri, niente politica e nulla, insomma hanno parlato i giornalisti della prima linea, quelli che sono presenti in conferenza stampa da febbraio, ormai marzo, con Luca Zaia, e quindi hanno un quadro completo. Allora abbiamo discusso liberamente senza poterci nascondere dietro al paravento della politica e dire che per noi le scuole non si possono chiudere come dicono alcuni politici. Oggi lo dicono invece anche loro, hanno cambiato un po' idea. Bene, che cosa succede? Quindi, essendo un isolamento fiduciario, grazie Diego, buona Befana anche a te, essendo un isolamento fiduciario per questi ragazzini nel momento in cui c'è un contagio tutti a casa, aspettano 10 giorni in isolamento fiduciario, quindi non fanno il tampone per sapere subito qual è la condizione, aspettano 10 giorni, quindi per 10 giorni devono stare a casa, e siccome sono in isolamento fiduciario ma non c'è un provvedimento sanitario, diciamo, di contagio conclamato, non ci sarebbe neanche la giustificazione per i familiari per accudire questo ragazzino o questa ragazzina minorenne che è a casa. Quindi è un macello totale nel quale stiamo mettendo le famiglie, ma che, dice Zaia, è dovuto a questa curva epidemica che continua a salire, che continua a non dare segnali positivi purtroppo nella sua flessione. Perché questo? Abbiamo superato i 7.000 morti in Veneto, ieri anche in Friuli Venezia Giulia un nuovo record, 1.100 contagiati, ieri un record di vittime nello stesso Veneto, 175 alla mattina sulle 24 ore precedenti, alla sera erano 136, superate le 1.000 vittime a Treviso. Insomma è un problema, abbiamo già parlato ieri bene del caso Treviso. Ora a questo caos totale si aggiunge una difficoltà, immaginiamo maggiore, per le famiglie, perché
come faranno a gestire quello che accade nel momento in cui si dovesse riscontrare un contagio e quindi tutti isolati per 10 giorni i ragazzini di una classe? Va bene, per Palù 15 milioni di immunizzati a giugno, ma insomma siamo tutti capaci di fare i conti con quello che abbiamo in mano adesso e vediamo che purtroppo, oltre ad andare lenti con i vaccini, adesso diamo le quote, oltre ad andare lenti con i vaccini, arrivano poche dosi, ma comunque quelle che ci sono le somministriamo con lentezza. Ieri sera il Veneto ha raggiunto il 74%, 73,8%. La Cina si sta comprando Venezia. Vorrei che non dimenticassimo questo titolo del Gazzettino di Venezia. Allora, l'aggiornamento l'abbiamo dato ieri sera sulle parole di Arcuri, ma poi è effettivo, stamattina ancora meglio, vaccini. Siamo a 260.000 in Italia, quindi 259.481 dosi somministrate. In Veneto 28.711, in Friuli Venezia Giulia 6.585. Dino, non lo so, non meritiamo questi buffoni di governanti. Io pensavo una cosa stamattina leggendo i giornali e anche oggi ci servono per confonderci ancora più le idee su questa crisi della quale parleremo tra poco. Scusate. Mi soffoco, ma la cosa migliore sarebbe che oltre al recovery, giusto, ce la farò, oltre al recovery, giusto, sul quale bisogna cambiare linea, mettere più soldi per la sanità, adesso li avrebbero messi raddoppiandoli almeno, oltre al MES, decidere o meno, oltre ai servizi segreti, che chi vuole questa crisi dicesse ma com'è possibile che facciamo 3.000 dosi al giorno, 5.000 dosi al giorno, 6.000 dosi al giorno per regione e cresciamo così poco pur avendo una fame e una sete di vaccini che possono almeno in questa fase, nella libertà e nella non obbligatorietà, farci tornare a una vita normale, riaprire le attività e tornare alla nostra vita per chi ancora se la ricorda. Oggi Gentilini non mi ricordo del Gazzettino mi pare, dice che secondo lui il vaccino dovrebbe essere obbligatorio, cioè dovrebbe essere come, ovviamente cita il fascismo, come i tempi, dov'è, se lo trovo, ovviamente non lo trovo quando serve, e che secondo lui dovrebbe essere obbligatorio come ai tempi del fascismo e fare anche questo tipo di vaccino per farci tornare alla normalità dovrebbe essere obbligatorio, così l'ex sindaco sceriffo di Treviso, ma insomma vi ho dato un altro spunto. Per quanto riguarda gli effetti collaterali ci arriviamo tra poco. Comunque siamo a 260.000 dosi con molta lentezza. Ieri è stato presentato Reitera, il vaccino italiano, che tra l'altro ha una sola dose, non ha tutto questo macchina dell'ultrafreddo e le complicazioni, quindi tutto più lento per quanto riguarda, non so se avete visto online, c'è un video che ci spiega, una dottoressa in cui ci spiega come fare il 10 volte capovolta la dose, la boccetta che in realtà contiene 6 dosi, poi bisogna mettere la soluzione salina, una volta messa la soluzione salina cambi la siringa, togli l'aria, poi la capovolgi di nuovo, insomma è tutto un lavorone di cambio siringhe, le siringhe che sono arrivate sbagliate in Lombardia, ci sono i dati adesso ed è vero anche questo, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, ma insomma è un sistema molto complicato, al quale va aggiunto anche il meno 70, quasi meno 80, cui va tenuto per quanto riguarda la gradazione questo vaccino. Speriamo almeno arrivi quello italiano rapidamente, AstraZeneca sta per arrivare all'autorizzazione, c'è quella di Moderna, insomma mancano le dosi, ma anche se arrivano siamo lenti. E allora cosa dicono tutti? Ricciardi, non mi ricordo chi oggi sui giornali, apriamo i palasport, troviamo sedi molto più ampie, molte più persone, ma oggi c'è l'appello sui giornali dei medici, non hanno coinvolto medici di base e medici in pensione che hanno più volte avanzato la propria disponibilità, la propria candidatura, cioè noi ci stiamo concedendo il lusso di non coinvolgere queste persone nel momento in cui abbiamo un'emergenza, bisogna andare veloci, stiamo assumendo 12.000 persone, ce ne sono migliaia e migliaia che invece sono pronte e dire come mai i medici di base non sono coinvolti in questa catena della vaccinazione, come mai non sono coinvolti i medici in pensione e sono pronti e lo vogliono fare. Il vaccino non deve essere d'obbligo, sì Maria Giovanna, non lo è, fatelo voi politici, giornalisti, attori eccetera. Certo, non ho capito qual è il problema, non è obbligatorio, questo lo diciamo tutti. Ieri tra l'altro il dato interessante, il sondaggio di Ring, mi pare con una percentuale oltre il 60, non ricordo più l'esito, ma ci riteniamo non sufficientemente informati sui vaccini. Cioè abbiamo fatto la domanda, vaccini vi sentite informati?
E la risposta è stata, nella stragrande maggioranza dei casi, no. Lo è no perché secondo me non è il non essere informati, c'è scritto tutto e oggi vi racconterò una cosa nuova e di più sui giornali, è un tema di fiducia fondamentalmente, cioè probabilmente ancora una volta perché è arrivato veloce, perché non sappiamo cos'è, perché questa pandemia, perché cosa sta succedendo nel mondo, i cambi di equilibrio e tutto quello che sappiamo, oggi probabilmente abbiamo una scarsa fiducia in questo vaccino. Così la Cina sta comprando Venezia, giusto perché non ce lo dimentichiamo, non ce lo dimentichiamo. Gli effetti collaterali, è scritto molto bene sul Corriere del Veneto di oggi che gli effetti collaterali si sono riscontrati in alcuni casi e sono 14 casi in Veneto, 260 in Italia. Si chiamano effetti collaterali, ma in realtà si chiamano effetti attesi, cioè perché quello che si sa è previsto e può capitare in base a questa vaccinazione. Ebbene, nella stragrande maggioranza dolore gonfiore nel punto dell'iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare, questo l'abbiamo detto 50.000 volte, dolori articolari, brividi e febbre. Fra gli effetti indesiderati comuni una persona su 10, appunto l'arrossamento sul sito dell'iniezione oppure nausea per qualche ora. 1 su 1000 invece può essere un po' più serio ed è il caso capitato unico in Veneto di questa persona che ha avuto una emiparesi, cioè per qualche ora, mi pare 4 ore, è tornato tutto come prima, ha avuto una emiparesi, quindi un indolenzimento, una incapacità di muovere una parte della faccia, insomma, chiaro, colpisce, fa impressione una cosa di questo tipo, ma questo è anche per raccontare sempre che cosa accade realmente e non quello che leggiamo magari a volte su qualcosa di non così certificato come possiamo incontrare nelle nostre letture sui social. Cosa vuol dire? Sul fronte della Cina, che è quello che vi stavo facendo vedere poco fa e il post mutuo che vorrei che non dimenticassimo, così la Cina sta comprando Venezia. Intanto il primo dato è che oggi di nuovo facciamo la manfrina di autorizzare l'OMS ad andare con i suoi ispettori in Cina a capire cosa è successo, là dove Wuhan è chiuso ed è sanificato, non troveremo più nessuna prova di niente, il mercato sappiamo che ha già detto che tutta questa indagine sarà anche inutile. È stata autorizzata inizialmente e oggi non c'è più il via libera invece da parte della Cina, quindi questi stanno lì nel loro limbo a circolare e ancora non possiamo indagare perché la Cina dice di no su quello che realmente è accaduto a Wuhan, là dove, lo abbiamo detto nei giorni scorsi, sarebbero stati almeno 10 volte tanto i casi che ci hanno raccontato all'inizio, là dove non ci hanno detto tutto quello che stava accadendo e il mondo non sapeva come affrontare questo virus che da lì è partito, là dove ci mettiamo a insultare, a reagire per dei post ridicoli che prendono in giro e ricordano forse quello che è successo, come ha fatto il senatore Camber là a Wuhan, noi colpevolizziamo i manifesti invece di ricordarci quello che è successo. Intanto la Cina, affari cinesi, Venezia comprata da Pechino, lo racconta benissimo oggi, non è firmato, non so chi è, sul Gazzettino, in apertura a Venezia, di queste indagini della Guardia di Finanza che cerca di capire cosa sta succedendo, perché anche quando morirà diranno che è normale, qualcuno morirà. Gianfranco, non lo so, si farà l'autopsia come nel caso dell'infermiera portoghese, ecco, ho fatto bene perché ieri abbiamo raccontato a Ring di questa infermiera portoghese, aveva fatto la prima dose, dopo qualche giorno è morta, stava benissimo, hanno detto tutti, è chiaro, lì può essere successo qualsiasi cosa, ma è bene che si faccia l'autopsia e si vada fino in fondo, perché giustamente uno può farsi anche la prima dose e poi avere un incidente stradale, non c'entra nulla, cioè bisogna capire quale sia la ragione. Grazie Luisa, un abbraccio di cuore. La Cina sta comprando tutto. Pasqualina, una domanda, ma il governo cosa ci guadagna a ridurre l'Italia così? Niente, non ci guadagniamo di sicuro niente noi, e questo è il problema, anzi abbiamo solo da perdere. Se nel 1998 le imprese attive registrate a nome di cittadini provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese erano in tutto 45, adesso sono 850, non riescono a risalire ai capitali, non si riesce a capire come mai all'improvviso un dipendente cinese si riesce a comprare l'attività nella quale lavora dall'italiano da diversi anni, dove siano i soldi, perché spesso in larga parte sono nero, anche quelli in bianco sono di difficile rintraccio, dicono appunto dalla finanza, perché bisogna arrivare fino alla
la Cina, Pechino, capire chi è il prestatore di questo denaro e a che titolo e che ruolo abbia, se sia un criminale e via dicendo. Il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Giovanni Mainolfi, Venezia la conosce meglio di un veneziano. Dai comandante, dai, perché qui gli si comprano la Venezia che ormai è morta, l'avete visto molto bene, l'abbiamo raccontato. E questa è la Cina che non autorizza l'OMS a entrare a capire, l'OMS di cui diciamo con il quale ha affinità, ecco, mettiamo così, e soprattutto il suo numero uno, che guida l'OMS nel mondo, ma insomma oggi non riusciamo ad andare lì a indagare. Va bene, gli effetti collaterali li abbiamo detti, il mercato del pesce, ragazzi, se volete confondervi anche oggi, leggete i giornali sul fronte del il pericolo giallo, Franca, certo, sì. In tutto questo silenzio, in una Venezia deserta, senza turisti, che non riapre i musei, c'è tutta la polemica sui musei di aprire, non riaprire, non ci sono i turisti, non ci va nessuno, avevamo paura della Disneyland, immaginate se diventa una Chinatown. Però insomma, lasciamo perdere, questi arrivano con i soldi, noi in braghe di tela che cosa facciamo? Vendiamo a un prezzo maggiorato, e questo perché la solita tipologia non ce lo possiamo dire, perché poi chissà cosa scateniamo. Qual è? In una via arrivano e comprano il primo negozio all'inizio, arrivano e comprano l'ultimo negozio della stessa via e poi piano piano li comprano tutti. Ma non è che è una cosa strana, è un loro modo di fare commercio e acquistare a un prezzo maggiorato anche un foro commerciale. Ma insomma, Venezia, la Cina si sta comprando Venezia, però tutti zitti. Allora, grande il Gazzettino oggi. La ministra, no, non è più ministra, Maria Elena Boschi, va letta assolutamente l'intervista, non mi ricordo dove sia, credo sul gruppo Gedi di oggi, perché è straordinaria. In un passaggio, non so dov'è, non mi ricordo più dov'è, forse sul Gazzettino, in un passaggio quando dice... chi di noi poteva immaginare che un professore senza esperienza politica sarebbe diventato premier nel nostro paese? Chi poteva immaginare che un professore senza esperienza politica sarebbe diventato premier? E qualcuno si potrebbe domandare anche chi in passato è diventato ministro, ma lasciamo perdere. Italia Viva pone delle questioni importanti, a parte che forse io porrei anche quella del vaccino che deve andare più veloce, deve coinvolgere più persone e via dicendo per farci tornare alla normalità, ma questo non lo dicono. Chi poteva immaginare che un anonimo professore sarebbe diventato premier? Va bene. Questo mercato del pesce cosa dice? Conte adesso propone, allora prendetevi 2 ministri, 3 ministri, 2 ministri e 3 sottosegretari, facciamo vice premier Orlando del Partito Democratico. Insomma, in questo mercato del pesce cosa fa Renzi? Rifiuta, ottiene alcuni risultati su recovery, aumentano in teoria le quote, lo vedremo poi il piano per quanto concerne la sanità, ma in queste consultazioni da mercato del pesce l'offerta a Renzi viene rifiutata da Renzi. Quindi non 2 ministri, 3 sottosegretari, ma entra Rosato, no, entra la Boschi, sostituiamo Lazzolina, insomma tutto quello che vi ho detto che serve a confonderci un po' le idee e che è sui quotidiani. Ma è fantastico D'Alema oggi intervistato sui giornali che dice sarebbe veramente assurdo sostituire il più popolare per fare un favore al più impopolare. D'Alema, che sarebbe insomma quello un po' ispiratore del ruolo di Arcuri all'interno di questo governo, il supercommissario, ma insomma cosa dice? Che sarebbe assurdo sostituire il più popolare, Giuseppe Conte in base ai sondaggi, per fare un favore al più impopolare, il suo caro amico con il quale litiga da sempre, che è Matteo Renzi. E con quello insomma, che dice D'Alema diciamo che possiamo veramente chiudere. Come finirà non lo sappiamo, probabilmente si andrà al vedo, perché anche ieri è diventata una nuova giornata di trattative convulse, con l'ipotesi di andare davvero alla conta e quindi fare a meno di Italia Viva per recuperare i responsabili. Ci sarebbe un piano B con il famoso governo di scopo, insomma, di sanità pubblica, di salute pubblica, insomma, almeno un po' di salute ci servirebbe, per quanto riguarda magari un appoggio trasversale e che non sia e che serva a Renzi bluff, dice Anna Maria, ad arginare appunto questo Renzi. Consultazioni perché Renzi vuole i servizi segreti. Anna, no, in realtà pare che voglia fare il ministro degli esteri per poi avere un ruolo nella NATO e essere a posto, insomma, tutte quelle cose che si dicono ancora sui giornali. Non possiamo fare nulla, ma almeno non passare per cretini
cretini ignoranti. Giusto Franca, cerchiamo almeno di informarci e leggere. Ieri, grazie davvero ancora per i messaggi per la puntata di Ring, spero vi abbia fatto piacere dialogare un po' anche con i giornalisti ogni tanto senza peli sulla lingua. Dici certe verità, grazie Franca. Ho visto la sua trasmissione ieri sera, mi spiega perché come tutti gli inutili politici incapaci e racconta bugie, lei e i suoi ospiti non avevate altre argomentazioni che dare la colpa al comportamento della gente. Ecco Stefano, guarda, hai ragione Stefano, cioè e l'ho detto a un certo punto, siccome ci stanno raccontando dei fantasmi del Covid, di tante persone che non rispondono al numero di telefono, purtroppo è un dato, però già ho ricordato anche ieri sera, attenzione, perché ci avevano già fatto capire come sarebbe stata colpa nostra la terza ondata ancora quando doveva arrivare, cioè è chiaro che molti di noi sono stanchi, molti di noi anche oggi sono un po' in giro nonostante la zona rossa, insomma dobbiamo avere attenzione. Io credo che nel 90% dei casi tutti noi siamo responsabili. È vero è che oggi, e ci hanno raccontato anche ieri sera molte segnalazioni, cominciamo a vedere gli effetti di alcune feste di Natale, perché molti giovani non solo le hanno organizzate e vediamo, ora stanno già dando la colpa anche a questo scenario per il rialzo dei contagi. Renzi e Boschi esistono ancora? No, Laura, sto bene dove sto, grazie davvero. Un forte abbraccio, buona Epifania a tutti quanti, ci vediamo domani. Oggi sul sito ferdinandoavarino.it se vediamo riusciamo a recuperare appunto alcuni spezzoni anche della trasmissione di ieri, e ci vediamo su Tele4 domani sera alle 21 con il presidente Massimiliano Fedriga. Cominciamo con lui, vediamo che cosa ci racconta, uno di quelli che appunto ha spinto per la chiusura della scuola superiore, o meglio la scuola a distanza, e così lo hanno seguito poi in tanti governatori. Ciao!